Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta sulla pagina Facebook, ospite avete visto l'assessore alla sanità della Regione Veneto, la dottoressa Manuela Lanzarin, e la ringraziamo come già detto prima perché è sempre molto disponibile. Eravamo rimasti allora al problema che dovrebbero dare i ristori in virtù di uno di quello che denuncia, cosa che non accade, a meno che in quest'ultimo ristoro sembra che qualcosa in più venga dato, staremo a vedere se poi vengono rispettate le promesse. Un altro problema che è nato, ovviamente è nato un problema dei trasporti. Dicono hanno ripreso le scuole sono abbastanza sicure, però il vero problema, e qui hanno ragione, i trasporti sono quel che sono, sia quelli su ferro sia quelli su gomma. E cosa mi rispondi su questo? È vero? La Regione Veneto cosa può dire in merito a questa situazione? Ma del problema dei trasporti, bisogna dire la verità, ne parliamo da giugno-luglio. Cioè il problema era conosciuto, cioè il Ministero, il governo conosceva il problema che saremo arrivati. Il Presidente della Regione Veneto non può dire tutti quelli che hanno gli autobus che sono fermi, privati, diamo contributo, prendono e sì, no. Cominciano a fare questo. Allora, Adesso faccio una domanda, può il Presidente della Regione Veneto prendere questa decisione? No, ma può prendere questa decisione se ha i finanziamenti per farlo. Cioè qui, quando loro parlavano e parlano di raddoppiare le tratte, allora alcune tratte non si possono raddoppiare, cioè tipo anche le tratte ferroviarie, cioè a un certo punto vai un overbooking che non puoi, però non è che ci sono i treni pronti, non è che ci sono i bus pronti da mettere in circolo. Cioè, no, ho capito, mi è venuto perché se io le riporto quello che vengono a dirmi. No, ma perché poi non si capisce questa cosa qua, ma non è che tu fai così e hai subito 100 pullman nuovi per fare il trasporto urbano. Cioè non ci sono, hanno provato a utilizzare anche quelli appunto turistici, però non sempre funzionano i turistici, perché quando fai tante fermate come all'interno urbano, i turistici che non hanno varie porte di apertura e quindi le persone possono stare più distaccate, sono quelli con i posti, cioè quindi non è così semplice. Però io se allora posso dire una cosa. Se non ci sono, mi scusi se la interrompo, allora non c'è il personale, le faccio un esempio. Non c'è personale, non ci sono i mezzi e poi servono i soldi. Se io mi fermo, lei strada facendo, si ferma dove ci sono i parcheggi dei bus dell'APS, quelli che ci sono, ce ne sono una caterva di, ovviamente non c'è il personale che può guidarli. Tutte e tre le cose, in molti casi non ci sono i mezzi, non c'è il personale, ci vogliono i finanziamenti, quindi se no dovevano stanziare in maniera per il trasporto, per quelli che era un ristoro equo, per quelli che erano appunto aggiornamenti dei piani trasporti che non sono stati fatti. Però di questa cosa se ne è parlata da giugno e qui sì io devo dire che il governo, il Ministero dei Trasporti ha dormito, perché da giugno siamo arrivati fino al DPCM di l'altro giorno che dice didattica a distanza per le classi delle superiori, che così alleggeriamo un po', no? Certo. E quindi lei si è fatta un'idea dove arriva la divulgazione di questo virus nella maggior parte? È negli autobus, è nei bar, nelle piazze? Avete fatto nel ragionamento con gli scienziati del Comitato Scientifico del Veneto un ragionamento di questo tipo? Se e dove viene intaccato più questo virus? La maggior parte è intrafamiliare, cioè avviene all'interno delle famiglie. Ma lo prenderanno fuori queste famiglie, giusto? Lo prendono giusto? fuori, uno lo può prendere a scuola, nel luogo del lavoro, durante il trasporto, poi però avviene all'interno delle famiglie, perché all'interno delle adesso, allora, io vado in giro e effettivamente vedo che tutti hanno la mascherina, devo dire la verità, ci sono anche quelli che fanno i furbi, però io vedo che ha ragione. cioè anche domenica sono andata a fare un po' di sport, a camminare, cioè sia quelli che camminavano sia quelli in bicicletta avevano la mascherina, cioè quindi anche in contesti di campagna, quindi mi sembra che insomma ci sia un rispetto delle regole. In casa non teniamo la mascherina, no? E arriviamo tutti probabilmente da ambienti diversi, perché chi è andato a scuola, chi è andato al lavoro, chi ha utilizzato il mezzo pubblico, e quindi le infezioni, chi fa la cena, metti alla cena, cioè, ma non voglio neanche che questo diventi il motivo per cui il lavoro, la scuola, il ristorante, perché non è così, però possono essere tanti, però alla fine è dentro la famiglia che c'è. Senta Assessore, dicevamo prima che oggi lo conosciamo molto meglio questo virus. I farmaci oggi possono aiutare a
avere meno ammalati gravi, secondo lei? Le faccio questa domanda che è anche una contraddizione, perché poi aumentano i posti in ospedale, quindi non riesco a capire Allora, ci sono delle perché cure, sono migliorate, però no, ci sono delle cure farmaceutiche che stanno funzionando molto bene, sono quelle utilizzate dentro gli ospedali, e sono quella del plasma. Vi ricordate la famosa sì, banca del plasma che noi siamo partiti a fare come Veneto e che adesso abbiamo riattivato che poi, subito? sai, ha fatto che la scorta mi sembra mi corregga. Noi abbiamo fatto la scorta adesso ha ancora insomma una buona quantità, però abbiamo riattivata perché adesso ci sono anche tante persone che possono donare. Perché, un centinaio di sì, persone. ce ne sono circa un centinaio ancora, ma abbiamo già riattivato in modo che ci siano le donazioni delle nuove persone che sono state positive e si sono negativizzate per quelle che entreranno domani o dopodomani. Poi c'è il Remdesivir, che è quindi quel farmaco che sempre dentro gli ospedali è quello che si è curato anche Trump, per capirci, che è quello che funziona maggiormente, che quello però ci viene dato dal governo, cioè noi dobbiamo fare la richiesta individuale, cioè quanti pazienti hai, nome e cognome, lo tratti, quindi ci viene data dal governo, da AIFA, insomma da livello centrale. Quindi perché non ci sono tante scorte, perché stiamo parlando di una pandemia mondiale. Quindi i numeri devono essere su scala mondiale, di vaccini, di farmaci, di tutto. Per quanto riguarda invece le cure a domicilio, si sta cercando appunto di appurare bene quelli che possono essere le cure a domicilio, insomma più utili. E quindi questo è un aiuto, perché questo virus quelli a domicilio, non sia ricordiamoli che sono quelli che hanno un po' di febbre, non i febbroni alti, un po' di febbriciola, dolori muscolari, cioè quindi questo virus tipo. sta prendendo un po', la gente ha un po' più paura della prima volta. Ho questa impressione, lei non ha questa impressione? No, ma la gente ha paura perché sta vedendo anche effettivamente numeri importanti. Anche perché c'è un'informazione che non è delle migliori. Sta vedendo numeri importanti, dopo io mi immagino, noi apriamo ogni sera il TG e parliamo solo di questo, apriamo i giornali e apriamo solo di questo, quindi sicuramente questo gioca molto anche sulla paura, l'ansia delle persone, quindi. Insomma, però è corretto insomma, che uno sappia che oggi la maggior parte delle persone sono asintomatiche o hanno sintomi molto lievi. Lei non ha paura? No, certo, io poi che sono in prima linea, che sono, in unità di crisi ogni giorno, che incontro persone, eccetera, ho paura, cerco di proteggermi il più possibile. Domani gli operatori tecnici farete il vaccino quando entrano? Il tampone, mi scusi, sì, io l'ho fatto stamattina il tampone, quindi perché come unità di crisi cerchiamo... È fastidioso farlo? No, poi gli ultimi sono anche meno invasivi. Come unità di crisi cerchiamo appunto proprio per mantenere un'unità di crisi più intatta possibile, ogni una decina di giorni rifacciamo il tampone, quindi l'ho fatto stamattina. Poi ho paura, sì, ho paura, però so anche che oggi insomma c'è la necessità che io insomma faccia le cose che devo fare e quindi mi devo ancora più proteggere. E infatti io, a parte andare a Marghera o a Venezia insomma in unità di crisi oppure in ufficio se serve, incontrare le persone sempre con le dovute sicurezze, quindi con la mascherina, io porto la mascherina quasi sempre tutto il giorno, la levo solo a casa per capirci, poi di che mi sono anche auto-isolata abbastanza e quindi cerco di evitare qualsiasi tipo di contatto, perché ritengo che sia giusto e corretto e che mi preservi il più possibile. Sente, il vaccino quando verrà? Dicono ai primi di dicembre, a fine novembre, lei che è all'interno del sistema, uscirà questo vaccino oppure la vede ancora molto dura? No, uscirà il vaccino, qualcuno diceva a fine dicembre, no? Qualcuno verso dicembre, insomma, qualcuno... Diciamo. Però ci dobbiamo ricordare, io avevo sentito, però non so, che parlavano di 3 milioni di dosi, 3 milioni di dosi per l'Italia, non per il Veneto. Cioè, perché ricordiamoci che il vaccino, essendo appunto una pandemia mondiale, cioè vorranno vaccinarsi tutti? Quindi è come adesso abbiamo visto cosa è successo con l'antinfluenzale, che non troviamo vaccini. Sì, poi ne parliamo, no. Sì. Cioè, è uguale. Quindi prima di avere un vaccino che dia risposte a tutti, secondo me ci vorrà tantissimo tempo. Io sono convinta che la frontiera non sarà il vaccino. La frontiera è quello di essere noi attrezzati, le cure a domicilio, di convivere in maniera tranquilla con questo virus, cercando di imparare sempre di più e di anticipare eventualmente l'insorgere dei sintomi. Ma io non credo che sarà il vaccino che ci salvi, perché appunto non riusciremo a vaccinare tutti. Sarà, non so, io mi auguro il più presto come un'influenza attuale, insomma più o meno paragonabile, sì, che comunque fa dei danni. Poi dobbiamo vaccinare, ricordiamoci, i soggetti più fragili.
Ancora oggi è vero che si è abbassata l'età, è vero che oggi negli ospedali ci sono cinquantenni, La sessantenni, media a Padova è eccetera. 53 o È 57 anni, vero, insomma. è verissimo questa cosa qui, però è vero che poi i decessi ce li abbiamo con le fasce d'età più alte, perché sono le persone comunque che hanno altre patologie. Quindi è chiaro che noi dobbiamo principalmente proteggere le persone più anziane, le persone che hanno pluripatologie, che hanno delle cronicità, problemi cardiaci, il diabete, insomma altre cose, perché quelle sono i soggetti su cui il virus effettivamente va a nozze, ecco. Certo. Lasciatemi passare. Senta, ha preso altre due cose, poi ovviamente la ringrazio. Il vaccino antinfluenzale e il vaccino pneumococco, cioè quello che ripara i polmoni, tanto per essere chiari. Com'è la situazione? Che quello doveva essere di largo consumo, averlo quasi tutti, invece ci sono dei problemi di ritardo e anche di vaccino stesso, dunque Allora, com'è la situazione? Noi siamo partiti presto con la gara e abbiamo raddoppiato le dosi, cioè se nel 2019 avevamo comperato e utilizzato circa 700.000 dosi, nel 2020 abbiamo acquistate 1.400.000 dosi e quindi le abbiamo raddoppiate. È vero che c'è una richiesta enorme di vaccino quest'anno, perché tutti chiaramente c'è stata una forte campagna e quindi è stata abbassata, perché oggi vacciniamo dai 60 anni in su, si vaccinano i bambini dai 6 mesi ai 6 anni che non erano previsti gli anni precedenti, e quindi è chiaro che la platea è una platea molto più ampia. Però anche qui a un certo punto non ci sono più vaccini, quindi anche il discorso con le farmacie che non hanno vaccino lo chiedono a noi, perché se uno vuole andare in farmacia e comprarsi il vaccino, quindi non è uno della fascia per cui è gratuito, no? Perché per queste fasce che dicevo è gratuito, è garantito dal sistema sanitario, non trovano il vaccino perché non c'è, quindi anche con le farmacie stiamo cercando di dare dei quantitativi, abbiamo dato delle prime 30.000 dosi, cercheremo di darne delle altre, però sono sempre centellinate, perché effettivamente anche noi oggi rispetto a chi ci chiede, cioè quindi i numeri importanti che ci sono, tutto il personale sanitario e quant'altro, i vaccini scarseggiano, ma non solo per noi, per tutto il sistema. E quindi? No, e quindi prima vanno protette le persone che hanno bisogno di essere protette. E uno più giovane che magari non ha la necessità, ovviamente c'è la possibilità che non venga fatto nulla, insomma. No, se ce ne sarà e quindi si potrà, sì, altrimenti no. Noi oggi siamo in questa situazione, quindi prima abbiamo l'obbligo di proteggere anziani, immunodepresse, donne in gravidanza, personale sanitario, personale delle forze dell'ordine, cioè il personale a contatto, eccetera. Senta, poi il resto. ci dicono che ovviamente questi vaccini ovviamente non hanno nulla a che fare col coronavirus. Tanti dicono, beh, insomma, meglio farlo perché per esempio quello pneumococco, che è quello che Quello l'abbiamo fatto in tutte le case di riposo, quindi per proteggere gli anziani. Quello potrebbe no, ma quello protegge, il vaccino antinfluenzale come anche l'antipneumococcio, protegge in modo si chiama che... coccio? Pneumococcia. Coccia. Protegge per quanto riguarda appunto la possibilità di fare la cosiddetta diagnosi differenziale, quindi tu sai già che l'hai fatto il vaccino, quindi se hai gli stessi sintomi... Io, tu sai così, una speranza, io li ho fatti entrambi. Bene. Dico, spero che magari così mi dia un aiuto anche a non prendere l'altro. Ma può essere anche, non lo so, io sinceramente. No, tutti dicono di no, tutti dicono di no, che è so. un'altra cosa, tutti mi dicono che no, come diceva giustamente lei, che serve per distinguere... Però potrebbe anche, se dovesse prenderlo in maniera più leggera, potrebbe essere anche questo, insomma. Ecco, nessuno mi ha dato questa garanzia, tutti mi dicono di no, serve per distinguere, come giustamente ha detto lei. Io delle volte tra me e me spero che invece mi aiuti a evitare anche l'altro, e consiglio a tutti ovviamente chi supera i 60 anni di poterlo fare. Senta, tutti gli altri reparti, concludendo questa trasmissione, tutti gli altri reparti ospedalieri vanno avanti ugualmente, l'ospedale di Padova va avanti ugualmente, per il nuovo ospedale va tutto avanti, non è bloccato nulla per via del Covid? Non è bloccato nulla, noi stiamo lavorando su tutti i fronti, quindi stiamo lavorando pediatria, se parliamo Padova, nuovo ospedale, cioè stiamo lavorando insomma su tutti i fronti possibili. Oggi non c'è neanche riduzione di attività, domani non lo so perché dovremo capire l'andamento, quindi può essere che nel corso di questa settimana dovremo anche ridurre qualche attività proprio per avere più forze, più energie, più personale, insomma, da concentrare ai malati di coronavirus, però in qualsiasi caso non intaccheremo mai
operazioni, le emergenze e urgenze, l'oncologia, insomma le branche principali. Su questo insomma voglio essere molto rassicurante da questo punto di vista. Vanno avanti tutte le altre programmazioni quindi che arrivano dal piano sociosanitario piuttosto che dalle schede ospedaliere. Senta, in conclusione, lei è diventata in sostituzione assessore alla sanità, il Presidente della Regione Veneto, la mia assessore alla sanità, è stata riconfermata, quindi le faccio anche i complimenti. Grazie. Perché dell'ottimo calore. Ma avrebbe mai pensato che potesse succedere tutto sto casino qua, mi scusi la parola che non è appropriata? No, penso che non avrei mai pensato di trovarmi in mezzo a una situazione di questo tipo, ma credo nessuno di noi. Cioè, questa è un'emergenza sanitaria che nessuno poteva pensare, nessuno ha mai conosciuto, infatti sarà una cosa che poi troveremo nei libri di storia. Ecco, nel suo ragionamento che ha fatto prima ha detto in parole povere bisogna convivere, rimanendo molto attenti ma non allarmando la gente. Quando è che ne usciremo proprio in maniera definitiva e diventerà come un'influenza attuale anche questo virus, secondo lei? Anche qua è difficile dirlo, gli esperti dicono che i virus come arrivano poi spariscono, no? È successo per la SARS, insomma dicono che è successo e succede sempre così. Qui abbiamo avuto una prima fase, poi abbiamo avuto un rallentamento, adesso abbiamo una seconda fase. La seconda fase però è all'interno del periodo autunnale influenzale, mentre la prima era verso il finire del periodo invernale, e quindi è diverso perché hanno detto che anche i raggi ultravioletti fanno la differenza. Io non lo so, ripeto, non sono un'esperta quindi non lo so, ma ascolto, sento, leggo e quindi traggo un po' insomma qualche nozione anche da tutto questo. Quindi secondo me comunque noi dobbiamo pensare che fino a marzo insomma la situazione sarà una situazione di questo tipo, probabilmente anche con numeri diversi, però non credo che sparirà nei prossimi 5-6 mesi, insomma, se è questa la domanda. Quello che stai dicendo, ha paura che un nuovo DPCM più pesante possa arrivare? Sui DPCM non lo so, siamo abituati, ma potrebbe, però non potrebbe arrivare, questo non lo escludo, insomma, ma mi sembrava che erano più orientati, e forse più corretto, anche su DPCM e zone rosse o lockdown locali, cioè penso alla Lombardia piuttosto che alla Campania, però io non voglio fare i conti in casa degli altri, però probabilmente sarebbe più corretto anche pensare in base alle situazioni. Il responsabile del pronto soccorso campano e quello lombardo ha detto facciamo lockdown per quindi secondo me prima di pensare di bloccare l'intero paese sarebbe meglio forse individuare e bloccare anche delle singole zone insomma di questo tipo. Ci avviciniamo a Natale è anche un momento economico importante, quindi pensare di avere un lockdown sotto Natale credo che metterebbe ancora più in difficoltà. Pensiamo adesso ci sono tutta la stagione sciistica invernale che si deve aprire con la chiusura totale, cioè lì vuol dire anche un comparto del turismo veramente messo in ginocchio. Sì, basta guardare Venezia. Quindi non è così semplice, quindi io credo che dobbiamo e devono soprattutto cercare di convivere le varie cose. Noi siamo abituati poi che il sabato e la domenica insomma abbiamo riunioni dalla mattina alla sera e poi alla sera arrivano i DPCM, quindi aspettiamoci di tutto, non lo so. Il Veneto è sempre pronto. Noi siamo pronti anche perché insomma abbiamo il dovere di garantire i servizi e soprattutto di mettere in campo le maggiori forze possibili. Grazie. Assessore Lanzarini, un in bocca al lupo, so che il suo lavoro è un lavoro molto, come il Presidente della Regione Veneto, molto impegnativo, però so che riusciremo a vincere anche questa volta davvero. Ne sono sicura anch'io, ma con l'aiuto di tutti, perché alla fine è un gioco di squadra, in cui ogni giocatore fa la sua parte, dal sanitario in prima linea, quelli in seconda linea, al personale tutto, amministrazioni, enti locali, personale delle strutture extraospedaliere, ai singoli cittadini con i propri comportamenti. Perfettamente ragione. Invece noi andiamo in pubblicità e nella seconda parte avremo un ospite davvero da seguire con attenzione, perché è la grande schermitrice che è stata grande, che ha vinto molte medaglie, Dorina Vaccaroni, quindi a tra poco. Grazie. Grazie a voi.